Mi fa piacere essere qui perché intanto era tanti anni che non venivo a Bergamo e quindi è stata anche una buona scusa per venirci. E poi perché ha ragione, questa è una battaglia che sta cominciando adesso e quindi bisogna essere pronti a combattere. È una battaglia che bisogna cominciare a combattere, a mio parere, togliendo di mezzo un po' di sovrastrutture, come dicono quelli che hanno studiato. Quindi via tutto il linguaggio politically correct, che si può tradurre dall'inglese in una parola italiana che forse è ipocrisia. Guardiamo in faccia le cose come stanno, lasciamo perdere tutti i riferimenti storici alle immigrazioni del passato, perché è un'altra cosa. Gli Stati Uniti hanno riempito il loro continente di stranieri che andavano là regolarmente. Anzi, venivano invitati perché c'erano terre da coltivare, alzi da conquistare, lavori da fare. I nostri migranti sono stati in Belgio, in Germania, non ce n'è uno che ci andasse illegalmente, anzi, erano anche trattati con una certa diffidenza, benché fossero tutti immigrati legali. Gli italiani negli Stati Uniti ci sono andati e hanno creato comunità all'inizio molto legate alla malavita, oggi molto stimate. Nessuno è entrato illegalmente. Sono tutti passati per Ellis Island. Chi c'è stato a New York l'ha visto, una zona di quarantena, perché se hai delle malattie, lo scopriamo, la si è andato in quarantena. Oggi, lo dicono i medici delle USL dell'Emilia Romagna, io sono bolognese, gli immigrati che arrivano, che hanno la tubercolosi, vengono ricoverati negli ospedali e da lì scappano. E nessuno li cerca, nessuno li insegue. Il problema dell'immigrazione oggi non è un'emergenza, perché le emergenze durano un po'. Io abito in una zona terremotata, quella del terremoto 2012, no? Ve lo ricorderete in Emilia. L'emergenza è durata alcuni mesi. Le emergenze non durano all'infinito e questa emergenza durerà all'infinito se non viene fermato il flusso di immigrazione. Perché? Perché continuiamo a lasciare aperta una porta, quella che io definisco l'operazione svuota l'Africa, e questi flussi non cesseranno mai. Sono stato 2 anni fa in Niger, vi racconterò un po' di cose interessanti, spero interessanti per voi, ma quello su cui vorrei intanto porre l'accento, l'onorevole prima ha richiamato la vicenda di Gorino, che è a circa 100 km da casa mia, zona che conosco molto bene, che ha un'amministrazione di sinistra, Goro, amministrazione di sinistra. Ci sono meno fighetti, lasciatemelo dire, che a Capalbio, c'è più gente che lavora e meno... e quindi forse anche il sindaco ci è rimasto male. Però il fatto che una popolazione che non è disagiata, che non è torbella monaca, perché è facile dire, sai, mandiamo gli immigrati nella zona più disagiata d'Italia, della periferia romana, e la gente che già vive situazioni difficili, in moltissimi vivono situazioni difficili, si ribella. No, Gorino non è una zona depressa, è una zona dove però la gente, i cittadini, come sta succedendo in altri posti e ancora in maniera non eclatante, si sono stancati di subire imposizioni per cui chiunque venga illegalmente da chissà dove, da dove vuole, può ricevere tutto quello di cui ha bisogno, anche di più a volte, nel momento in cui, e parlo anche del mio paese, ci sono concittadini miei che vivono in un garage, semplicemente perché hanno perso il lavoro e si sono separati. Devono pagare gli alimenti per i figli e non hanno più una casa. Situazioni drammatiche che forse conosciamo dappertutto, situazioni davanti alle quali ovviamente il flusso di immigrati clandestini e le ingenti risorse destinate a questi creano un po' di scontento. Il problema dell'immigrazione clandestina non è nuovo per noi. Vi ricordate, no? Gli anni 90, la nave Vlora con 30.000 persone arrampicate che l'abbiamo gestita come? Tanto l'Albania è piccola, 3 milioni di abitanti. Nel 97 abbiamo mandato dei militari laggiù con una missione europea che per lo più era italiana, abbiamo stabilizzato quel paese e ci siamo messi al riparo da questi. Abbiamo gestito l'immigrazione di un po' di persone, difficoltosa, perché poi tra gli albanesi c'erano... Quando ci sono queste fughe, ci sono sempre in mezzo soprattutto quelli che scappano dalle galere. Quando nel 2011 c'era la guerra in Libia e arrivarono, vi ricordate, 28.000 tunisini, che Maroni, mi dispiace dirlo, disse li accoglieremo tutti, e io mi ritrovavo in una trasmissione televisiva sulla Rete 2 e mi chiesero di commentarlo, e dico, ma meno male che della Lega no, perché se era di Rifondazione Comunista magari ci requisivano anche le automobili. Il dramma qual è? Che di questi 24.000 tunisini, là c'era stata la rivolta, 11.000 erano scappati dalle galere.
E ovviamente non volevano restare in Tunisia, dove, ripristinato l'ordine, li avrebbero rimessi dentro. E sono venuti in Italia, poi da lì in Europa, e si sono mossi. Abbiamo avuto gli ex Jugoslavi. Attenzione, l'aspetto ex Jugoslavia è importante per capire, quando parliamo di rifugiati di guerra, le differenze. Noi accogliemmo tantissimi profughi, noi gli austriaci, i tedeschi, della guerra in Jugoslavia. E lo facemmo legalmente. Perché? Perché la Convenzione di Ginevra del 51 sui rifugiati dice chiaramente che c'è l'obbligo di accogliere chi fugge direttamente, ricordatevi la parola direttamente, dal paese dove la sua vita, la sua libertà sono minacciate. I paesi confinanti con l'ex Jugoslavia accolsero queste persone. Molte tornarono a casa finita la guerra, altre sono ancora parte delle nostre comunità, generalmente come lavoratori. Abbiamo gestito anche l'immigrazione dalla Libia, quella che si faceva durante l'epoca di Gheddafi, forse ve la ricordate. Gheddafi ogni tanto faceva partire un po' di barconi, tanto in Libia lavorano moltissimi lavoratori africani del Sahel. I trafficanti li mettevano sulle barche, li mandavano di qua. Quando Gheddafi voleva ricordarci che c'era aperto quel contenzioso sui risarcimenti per l'occupazione coloniale, che Berlusconi riuscì a chiudere con quell'accordo in cui noi davamo alla Libia 5 miliardi di dollari in 20 anni, riprendendoceli quasi tutti, perché con quei soldi si sarebbero dovute costruire un'autostrada litoranea e altre infrastrutture assegnate come appalti ad aziende italiane che avrebbero dato da lavorare anche a manovalanza libica. Quell'accordo che avevamo fatto con Gheddafi e che ha funzionato ovviamente con la guerra del 2011 grazie ai nostri alleati della NATO e della UE, i francesi, gli inglesi, gli americani, sono saltati. La guerra contro Gheddafi è una guerra contro l'Italia. Lo dimostra il fatto che, finita quella guerra a cui l'Italia ha dovuto partecipare, e c'è un aneddoto bellissimo che è interessante da ricordare. Berlusconi dichiarò: noi non bombarderemo mai la Libia. C'era un accordo, un trattato d'amicizia che vietava addirittura all'Italia di dare basi per attaccare la Libia e alla Libia di dare basi per attaccare l'Italia. Ce lo siamo mangiato, un altro 8 settembre. Ma c'è un dettaglio sul quale forse gli storici dovrebbero indagare. Berlusconi dichiara che non bombarderemo la Libia. Il venerdì, prima di Pasqua, arriva John Kerry, che allora era presidente della Commissione Esteri del Senato, arriva a Roma, parla solo con Berlusconi. La domenica, giorno di Pasqua, Obama telefona a Berlusconi. Il lunedì dell'Angelo Berlusconi annuncia: bombarderemo anche noi la Libia. Io non so cosa gli abbiano chiesto, cosa gli abbiano detto, ma qualcosa è successo in questi 3 giorni di incontri con i nostri amici e alleati americani. Pochi ricordano che quando cominciò quella guerra, qualcuno dice, io ci credo, costruita ad arte, quella rivolta a Bengasi dai servizi segreti di alcuni paesi del Golfo, gli Emirati Arabi, il Qatar, ai quali noi abbiamo venduto forse più di qualche azienda, forse anche qualche coscienza, dico noi, intendo dire la nostra leadership. Quando cominciò quella guerra, l'Unione Africana lanciò un monito, disse: attenti, perché a far cadere Gheddafi la Libia diventerà un'altra Somalia, cioè una terra in mano a milizie incontrollate che sprofonderà nell'anarchia totale. E tutti ce lo siamo dimenticati. Io 2 anni fa in Niger intervistai il ministro degli esteri, allora era Bazoum, era ministro degli esteri, che mi disse: ma quando io gli ricordai questa cosa, lui fa: lei è l'unico che ho sentito fra voi occidentali, lui lavorava spesso interviste anche in Francia ovviamente, dice, che ricorda questa cosa. E dico: no, ce la dovremmo ricordare tutti, perché loro ci avevano messo sul chi va là. Anche perché da quei paesi parte il flusso di migranti che arrivano in Italia, che vengono quasi tutti dall'Africa occidentale, da paesi non in guerra. Poi ci sono quelli che vengono dall'Africa orientale. L'Eritrea è un paese dove io non vivrei se potessi scegliere, ovviamente, però non è un paese in guerra. Una delle percentuali importanti di chi arriva sono eritrei. L'Italia, dopo quella guerra, ha perso la sua sovranità nazionale. Vi ricordate Berlusconi costretto a dimettersi? Il Wall Street Journal ci raccontò, non smentito, di una telefonata della Merkel a Napolitano che diceva: Berlusconi deve saltare. E Napolitano telefonò a un certo Monti, che guarda caso era a Berlino, e dice: vieni qui, che l'ha raccontato il Wall Street Journal, io non la so, se no l'ho saputa leggendola sul Wall Street Journal.
e l'Italia si è giocata da allora la sua sovranità nazionale. Fatichiamo oggi a cercare di riconquistarcene un po'. Con la caduta di Gheddafi la Libia sprofonda nel caos, dilaga il crimine e il crimine in Libia è soprattutto legato alle estorsioni, ai rapimenti lampo a scopo di lucro, ma soprattutto al traffico di armi e di esseri umani, quelli che oggi vediamo a casa nostra. Aumenta il flusso di clandestini. Vediamo un po' i numeri degli ultimi anni. 170.000, anno record 2014. Nel novembre del 2013 partì l'operazione Mare Nostrum, che è un'operazione militare di soccorso. La flotta va in mare a raccoglierli perché dopo i morti di Pantelleria, 330 morti di Lampedusa, scusate. L'anno dopo, 2015, 154.000. Quest'anno siamo già a 160.000. Le previsioni, visto che c'è anche bel tempo, perché questo è un aspetto importante, parlano di 180-190.000 almeno entro la fine dell'anno. Secondo Martin Kobler, che è il rappresentante, l'inviato dell'ONU in Libia, ci sono almeno 235.000 persone in Libia pronte a salpare per l'Italia. Soprattutto oggi che la rotta balcanica, vi ricordate, quella che l'anno scorso consentì poi dalla Turchia anche lì bisognerebbe aprire un capitolo interessante sui turchi che fanno passare un sacco di persone che sono sì un po' siriani, ma ci sono anche iracheni, anche afghani, e poi negozia con l'Europa. Se volete che io chiuda il tappo, metta il tappo, voglio dei soldi, e noi glieli abbiamo dati. Adesso cosa sta facendo Erdogan? Apro una parentesi. Ha minacciato, ma lo farà, di dare la cittadinanza turca ad almeno 2-3 milioni di rifugiati siriani. Cosa ha chiesto Erdogan in cambio dello stop ai flussi? Ha chiesto dei soldi, ma ha chiesto anche il libero accesso all'Europa senza visto dei cittadini turchi. Allora Erdogan prima o poi ce li manderà quei 3 milioni, o ce li manda come immigrati clandestini o ce li manda come finti cittadini turchi. Quanto ci costa questo? L'ha detto prima l'onorevole, 4,2 miliardi quest'anno, per l'anno prossimo ne sono previsti 3,8, ma è una stima, perché se l'anno prossimo ne arriveranno quanti ne arrivano quest'anno, probabilmente la cifra aumenterà. E questa è una cifra che comprende i costi delle missioni navali, delle navi che stanno in mare, sono 4 le missioni navali, poi le vedremo, e i costi dell'assistenza, cioè di quelle organizzazioni che si occupano dell'assistenza degli immigrati clandestini. Le cause? Beh, insomma, ci sono migranti economici, la gran parte, vanno via da casa loro perché pensano di poter vivere meglio qua. Io in Niger ero andato là a fare una conferenza, poi mi sono fermato una decina di giorni a fare volevo lavorare è un paese che è circondato da gruppi estremisti islamici, Boko Haram in Nigeria, gruppi di Al-Qaeda, il Mali è lì vicino. Poi mi sono trovato in realtà coinvolto nella questione dei migranti, con degli aspetti molto interessanti, perché quei paesi hanno creato un'unione dell'Africa occidentale che, come in Europa, hanno tutti la stessa moneta più o meno, possono muoversi liberamente da un paese all'altro, come noi possiamo andare in Francia, e quindi quando si arrivano in massa nelle 2 stazioni degli autobus di Niamey, dove prendono l'autobus per andare ad Agadez, che è la porta del deserto, e da lì cominciano a pagare i trafficanti per risalire in Libia. Alcuni fuggono da discriminazioni. Ci sono paesi musulmani dove essere un cristiano è dura vivere. Ci sono alcuni che scappano da paesi in guerra, che vengano in Italia ce ne sono pochissimi che scappano da paesi in guerra, sono veramente pochi. Qualcuno dice ma la Somalia è un paese in guerra. Sì, in Somalia come in Nigeria ci sono alcune regioni in cui si combatte, ma nella gran parte del paese non è così. La ricerca di una vita migliore, questo è inevitabile. Ma questo animava anche i nostri concittadini che andarono a lavorare in Belgio, negli Stati Uniti, ma lo facevano legalmente. Guerre, Afghanistan, Iraq, Siria. Abbiamo fatto un accordo con l'Afghanistan recentemente. Abbiamo fatto una conferenza dei paesi donatori, paesi che sostengono l'Afghanistan, che combatte da 15 anni contro i talebani. In questo accordo Kabul ci chiedeva altri soldi per i prossimi anni, perché ovviamente là, se non gli ridiamo noi i soldi, non ce ne sono. Se non ci sono i soldi non si paga l'esercito
e la polizia, se non li paghi, questi non si mettono a combattere contro i talebani, ma si mettono con i talebani a fare affari con l'oppio e altre cose. Gli europei hanno detto sì, ti ridiamo i soldi, però ti riprendi i 90.000, sono 200.000 gli afghani arrivati dalla rotta balcanica via Turchia negli ultimi 2 anni. E il risultato qual è? Che Kabul ha dovuto accettare e adesso con degli aeroplani, anche con più aerei e quindi con dei costi anche notevoli, molti di questi afghani dovrebbero tornare in Afghanistan, sempre che si riesca poi a prenderli, perché poi quando sai che ti riportano là, magari ti dai alla macchia, no? E questo, non ce ne sono tanti in Italia, ce ne sono molti in Friuli, perché entrano dalla frontiera slovena. La gran parte sono nei paesi del nord Europa e soprattutto sono in Germania. L'Europa è complice dell'illegalità, questa è la causa più importante, perché l'Europa ha rinunciato a difendere le sue frontiere. Il vero tracollo dell'Europa è dovuto proprio all'invasione, vogliamo chiamarla così, ai flussi migratori. L'Europa dimostra di non esistere nel momento in cui non è in grado di difendere le sue frontiere. Non riuscendo a difendere le frontiere esterne, il problema si ripercuote sulle frontiere interne. L'Ungheria fa i muri, mette il filo spinato, ma lo fanno anche altri paesi. Altro mito da sfatare, la destra non vuole gli immigrati clandestini. Non è vero, quando si parla del gruppo di Visegrad, di quei paesi dell'Europa orientale, è vero che l'Ungheria ha un governo nazionalista e la Polonia ne ha uno ultranazionalista, ma la Repubblica Ceca e la Slovacchia no. Il presidente Zeman, crocefisso da tutti i ben pensanti anche in Italia, per aver detto, già che vengono, almeno che si comportino bene e rispettino le nostre leggi, che mi sembra il minimo, ha fatto la primavera di Praga con Dubček, aveva 20 anni, è un socialista. Non è un babbeo, è un socialista però, che non è pronto a cedere la sovranità del suo paese a chi arriva, tra l'altro senza neppure farsi riconoscere, senza documenti e senza essere passato attraverso vie legali, che esistono, e questo è il punto sul quale oggi ci soffermeremo in particolare. Quanto si spende per venire in Europa illegalmente? Dai 5 ai 10.000 dollari, mediamente, poi dipende. Ci sono persone che hanno solo 2.000 dollari, riescono ad arrivare in Libia e cominciano a lavorare là. Lavorano là per un anno, guadagnano i soldini per pagare il trafficante e poi vengono in Italia. Il passaggio nave, diciamo così, barca, gommone, barcone, costa da 1.000 a 4.000 dollari, a seconda del livello di sicurezza che vuoi. Vuoi partire su un barcone stando nella stiva, respirandoti i fumi che magari ti soffocano della sala macchine? Bastano 1.000 dollari. Vuoi stare coperto in un posto areggiato dove se anche la barca affonda hai già il salvagente pronto e te lo puoi mettere e finire in mare? Ne spendi 4.000. Poi dipende dai momenti, dal trend, come tutti i sistemi economici. Ci sono momenti in cui si riesce a partire facilmente, il mare è liscio come l'olio, dispongono di molte barche, fanno prezzi di saldo e via con gli sconti e si parte. Tanto comunque la flotta italiana, la flotta europea sono lì davanti, ormai davanti alle coste libiche, a volte anche addirittura dentro le acque territoriali libiche. Questo aspetto è fondamentale per capire quello che è il reale suicidio che sta facendo l'Europa. Chi sono i clandestini? Vedete questi bambini qua, io ne ho visti tanti in Africa, non vengono qui, non hanno i soldi per pagare i trafficanti e sono quelli che avrebbero forse bisogno di essere soccorsi, aiutati. Di questi ce ne freghiamo, di questi la nostra classe politica europea se ne frega, non li vede, non gli interessano. Allora chi viene da noi? Il ceto medio, quelli che hanno soldi. Quei 4-10.000 dollari in Africa, si campa una famiglia con 10.000 dollari in Africa, in Niger può campare degli anni, lo stipendio medio è 40-50 euro al mese, per chi ha un lavoro, ovviamente, chi non ce l'ha. E questo vale per tutta l'area del Sahel. Ci sono posti più, come il Senegal, dove si guadagnano anche 200 dollari al mese, 200 euro al mese, 300 in alcuni casi, se hai un buon lavoro. Sono loro che vendono la casa o possono accedere al credito, fanno dei debiti per venire in Europa. Per fare cosa? Perché arrivati qui, con lo status di rifugiato, poi chiedi il ricongiungimento, fai arrivare i familiari, ti daranno dei soldi, loro hanno questa aspettativa. Io ho parlato con molti di loro.
con un contesto veramente drammatico, perché come mi diceva una signora senegalese che aveva studiato a Siena e che dirigeva in Niger, adesso non c'è più lei, ce n'è un altro, ma dirigeva l'ufficio dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni. Io ero in Niger nel 2014, mentre io nel satellitare, con le TV satellitari, guardavo i mondiali di calcio, perché era giugno, e la popolazione con le TV satellitari guardava la flotta italiana che andava a raccogliere queste persone. E quindi partivano, incoraggiati dal fatto che c'è la vostra marina che ci porta in Europa. E questa signora diceva, noi stiamo facendo un programma, Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, agenzia dell'ONU, per scoraggiare le partenze, per educare le persone che quando ti metti in mano ai trafficanti, tra l'altro trafficanti arabi che hanno un razzismo atavico nei confronti delle popolazioni nere del Sahel, loro li chiamano ancora schiavi, perché in memoria di quando gli arabi andavano laggiù a fare collezioni di schiavi e portarseli via e poi venderli. E quindi li trattano malissimo. Le donne vengono quasi tutte stuprate. Molte arrivano qui incinta anche per questa ragione. Quante donne incinte ritrovi sui barconi. Condizioni difficilissime. E questa signora mi spiegava, noi facciamo un programma per convincerli a tornare indietro, a rinunciare. Qualcuno, appena arriva in Libia, si prende paura o prende un sacco di legnate, rischia la pelle, torna indietro. Noi lo accogliamo in campi del rientro. E il problema che hanno tutti, mi diceva, è che si vergognano a tornare a casa, perché la famiglia ha fatto delle collette per pagargli il viaggio e se loro falliscono, non arrivano in Europa senza morire, poi tornare nel villaggio senza i soldi e senza aver raggiunto l'obiettivo è una vergogna. Allora questa organizzazione fa un lavoro importantissimo, li aiuta, li raccoglie, gli dà dei soldi perché possono tornare a casa loro con un minimo di gruzzolo per riprendere una vita normale. Però mi diceva lei, come faccio io ad avere successo se poi uno accende la televisione e vede la flotta italiana che li viene a prendere in mezzo al mare? Ovviamente quello che io gli dico non vale nulla, perché di fronte a quel miraggio non c'è coordinamento di politiche sull'immigrazione. Quindi è un aspetto importante questo, molto, molto importante e anche molto grave. Ci sono persone anche di cui i paesi di provenienza si liberano volentieri, perché appartengono a minoranze o perché sono avanzi di galera. Se tutti quelli che abbiamo in galera in Italia aprissimo le galere e scappassero tutti altrove, forse non sarebbe un brutto business per noi. Per chi li riceve magari sì. Il vero dramma però è proprio questo, che i bambini, le persone bisognose, che là ci sono, non vengono accolte e noi non le vediamo e non vengono certo da noi. La provenienza più o meno la conoscete, no? Oltre l'80% sono uomini. Se poi consideriamo che in quel 20% di donne e bambini, minori, non bambini, minori, ci sono sedicenni che definirli minori forse da noi può avere ancora un senso, ma là no, perché a 16 anni hai già, se sei una donna hai già 2 figli spesso, abbiamo una percentuale di uomini giovani, una volta si diceva in età da soldato, adesso diremmo in età da lavoro, che arrivano. Infatti la cosa che è un po' disarmante per tutti noi è trovarsi davanti, la politica italiana in questo senso ha giocato una carta che ha dato dei vantaggi e degli svantaggi. Hanno evitato gli assembramenti di migliaia di persone nelle grandi città, perché poi potevano creare problemi di ordine pubblico. Li creano, ma insomma non sono tantissimi. Smistandoli nei piccoli comuni, con i numeri minori, hai un impatto, cioè hai meno rischio di disordini. Però hai reso consapevoli tutti gli italiani, anche nel più piccolo centro, o comunque di almeno quei 3.000 comuni che accolgono queste persone, volenti o nolenti, della realtà. La realtà è ragazzi palestrati in perfetta forma, ben vestiti, con il loro bel cellulare, che chattano tutto il giorno a spese nostre. Io ho visto una scena a Bologna che mi ha veramente disarmato. Forse voi conoscete Bologna, dietro la stazione Quartiere Popolare Bolognina, finito il mercato rionale, 3 signore italiane che razzolavano fra i rifiuti del mercato ortofrutticolo, cercando qualcosa da recuperare tra la verdura e la frutta non venduta. Nel bar, 10 metri più in là, 3 ragazzi sbarcati forse un mese fa, ben vestiti, con le loro cuffiette, Coca-Cola sul tavolino, che chattavano. E dico, se questa cosa si continua a verificare, prima o poi la gente si arrabbia, ma non perché ce l'ha con questi ragazzi, ma per le scelte politiche che stiamo facendo. Perché l'immigrazione c'è sempre stata, ma è sempre stata gestita. Ha detto bene lei prima, noi la stiamo subendo, oppure la stiamo gestendo contro gli interessi nazionali.
E questo è un aspetto ancora più grave, perché se la subiamo e basta vuol dire che abbiamo una classe dirigente incapace di gestire. Se invece c'è un ragionamento dietro, vuol dire che abbiamo una classe dirigente che sta lavorando contro gli interessi nazionali o comunque di quello che noi definiamo il popolo italiano. Butto lì un po' di provocazioni, poi arriviamo al dunque. Molta arroganza, poca gratitudine. Ci sono delle ragioni. Per quali ragioni in molti posti dove vengono accolti questi creano problemi? L'ultima volta che ne ho sentito qualcuno si erano arrabbiati perché nel dessert c'era un biscottino imbevuto di liquore. E noi siamo musulmani, questa cosa, si sono messi a manifestare, hanno dovuto arrivare la polizia. E toglilo e non mangiarlo, voglio dire. C'è un'arroganza di fondo di cui veramente siamo colpevoli noi. Noi li abbiamo convinti che possono venire qui e fare quello che vogliono. Abbiamo convinto gente che a casa sua, per i regimi nei quali loro vivono, per l'andazzo che c'è da quelle parti, gli standard che ci sono, anche di sicurezza, la gente ha paura della polizia, anche se non ha fatto niente. Perché bene che vada il poliziotto ti chiede dei soldi, male che vada ti picchia, cioè, nel caso ti può anche sparare. E vengono in un posto dove la polizia non gli fa nulla, neppure se compiono dei crimini. E questa cosa, se noi non ce la mettiamo in testa, che loro vengono da un mondo che è diverso dal nostro, non riusciremo mai a capire il perché di questi comportamenti. Poi ci aggiungiamo il senso di superiorità che ha il musulmano. Io ho passato 20 anni a girare per il Medio Oriente e l'Africa, c'è poco da fare. C'è tanta brava gente che infatti è venuta qui a lavorare legalmente perché cercava non solo un lavoro, ma anche la libertà, e li riconosciamo, ne conosciamo tanti, tutti noi credo, ma chi ha quel tipo di fede, di approccio islamico alla società, alla vita, che non è solo religione, è costume, è società, è politica, l'Islam è un'ideologia, non è solo una religione, ha un complesso di superiorità, per cui arriva qui, ho accolto nell'albergo, io non voglio vedere delle donne non sposate che lavorano in questo albergo, perché per noi islamici questo è un problema. Li mandano in una tenda? No, cambiano il personale. Allora, vuol dire che noi non stiamo facendo rispettare le nostre leggi, quando invece dovremmo, perché, poi adesso ci arriviamo, hanno la pretesa che viene soddisfatta di andare dove vogliono. Io sono arrivato in Italia, ma io voglio andare in Germania. 2 anni fa, l'ammiraglio Foffi, che guidava le operazioni navali, andò a Bruxelles, io mi sono trovato un'agenzia che raccontava quello che lui aveva detto, e disse che è vero che molti arrivano e noi non li obblighiamo a lasciare le impronte digitali, a farsi riconoscere, perché in base agli accordi con l'Europa devi farti riconoscere nel paese dove arrivi, no? Dublino. E quindi se ti fai riconoscere qui non puoi poi andare in Germania, in Svezia, dove in realtà qualcuno avrà anche dei parenti, ma in realtà vogliono andare là perché c'è un welfare più pesante che in Italia, dove ti danno molto di più. E lui diceva candidamente, insomma, se uno mi dice che ha il parente in Germania, io non posso registrarlo perché se lo registro lui non potrà spostarsi dall'Italia. E quindi li abbiamo lasciati andare. Più di 100.000 persone. Gli inglesi si sono arrabbiati, i francesi anche, tutti si sono arrabbiati. Mi pare che proprio ieri forse la stampa ci parlava di 50.000 persone che vagano per l'Italia e che nessuno ha registrato, ancora oggi è così. L'altra sera ero a un programma radiofonico su Radio Rai, alla notte, e c'era uno che gestiva, non mi ricordo il nome, quell'associazione che gestisse il centro d'accoglienza di sosta alla stazione centrale a Milano. E ci sono arrivati in 700, non ce li aspettavamo, e allora gli chiedo, ma come, non ve l'hanno detto che arrivavano? No, perché non sono quelli trasferiti dalle autorità italiane. Sono quelli, lui l'ha detto, l'ha spiegato candidamente, sono quelli che non si sono fatti riconoscere, prendono un pullman, un treno, se ne vanno dove vogliono e cercano di arrivare a Milano per poi andare in Svizzera. Peccato che ormai le frontiere siano chiuse. Quindi quelli che arrivano restano qui, anche abbastanza alterati perché il loro obiettivo non è l'Italia. Allora dobbiamo porcela questa domanda, solidarietà o debolezza? E quello che io considero solidarietà, proposto a persone che hanno esperienze di vita, cultura diverse, vale come solidarietà o la interpreta come debolezza? Qual è il confine? Il confine è soggettivo e dipende dal nostro background culturale, dal nostro retaggio. Quello che per me è solidarietà, è disponibilità, qualcun altro la può considerare debolezza. Voglio dire, ti do un dito, ti prendi la mano. Vecchio adagio sempre valido. Il problema vero è che non c'è nessuna politica.
Noi non abbiamo una politica di immigrazione, non abbiamo una politica. Abbiamo rinunciato a difendere le frontiere. Qualcuno di voi ricorderà che in questi ultimi tempi ci hanno fatto vedere un sacco di manifestazioni, di rievocazioni storiche della Prima Guerra Mondiale. No, sono passati 100 anni, però a me fa specie ricordare che 100 anni fa le nostre forze armate, a torto o a ragione, combattevano per difendere o anche per ampliare i confini nazionali e oggi vengono impiegate per consentire che questi confini vengano oltrepassati, non dai bisognosi, attenzione, solo da chiunque paghi dei criminali, che peraltro sappiamo essere collegati, connessi anche sul giro finanziario, con Al-Qaeda nel Maghreb islamico e lo Stato islamico. Non è un'assurdità, non è un crimine, nessuna discriminazione su chi accogliamo. Chiunque paghi entra. Nessuna politica di soccorso ai popoli bisognosi. Nel 79, qualcuno di voi che ha più o meno la mia età o di più se lo ricorderà, ci fu un'emergenza nel sud-est asiatico, la guerra del Vietnam. Tutti noi, insomma, molti di noi all'epoca non vedevano l'ora che gli americani se ne andassero, che vincesse la rivoluzione comunista in Vietnam. Quando questi hanno vinto, hanno cominciato a derubare, massacrare, perseguitare le popolazioni del sud che non era comunista. E molti di questi scappano in barca, i boat people, quelli ricordate. E scappavano in barca nell'Oceano Pacifico con dei barchini. La flotta americana, tutto il mondo mandò delle navi a raccoglierli, perché questi non andavano da nessuna parte, c'era l'Oceano Pacifico e non è il canale di Sicilia. L'Italia mandò 3 navi da guerra, l'incrociatore Vittorio Veneto, la Stromboli e un'altra, e il Caio Duilio, e raccogliemmo 1000 persone vietnamite, operazione di solidarietà decisa dal governo italiano, in quel caso nato da libere elezioni. Ne portammo a casa quasi 1000, perfettamente integrati, perché ci occupammo di preparare l'accoglienza e l'integrazione di queste persone. I figli di alcuni di questi oggi sono anche militari, di professione, di incontri in uniforme, italianissimi, però con i caratteri vietnamiti. Quella fu un'operazione in cui abbiamo deciso di aiutare un popolo in difficoltà. Lo potremmo fare anche oggi. Ad esempio mi vengono in mente gli yazidi o i cristiani della Siria, dell'Iraq, sterminati dall'ISIS, costretti a vivere oggi in campi profughi nelle montagne kurde, in tende di plastica, e là fra un po' nevica. Dice, ma là c'è sempre caldo. No, se voi andate sulle montagne del Curdi, ci è passato un po' di tempo, c'è un freddo bestia, come essere sulle Dolomiti a novembre. E assomiglia anche, in quota assomiglia anche alle Dolomiti. Ma lo stiamo facendo noi, anche questa cosa la stiamo facendo adesso. L'altro giorno sono arrivati in Italia 50 rifugiati dal Libano. Sono siriani che, fuggiti dalla guerra in Siria, scusate, hanno raggiunto direttamente, e torniamo a quella parola, direttamente, il primo paese in pace ai loro confini. Il Libano, la Turchia, la Giordania. Da lì, nei campi profughi dell'ONU, come si è fatto per tutte le guerre della storia, io ne ho visto un bel po', fra il 91 e il 2000, e le ultime, l'Afghanistan, e si è sempre fatto così. La gente scappa, a parte che per lo più sono donne, vecchi e bambini, perché in guerra gli uomini combattono, da una parte o dall'altra, ma combattono. Raggiungono un paese, il primo paese oltre confine, nei campi dell'ONU fanno domanda di asilo. E ci sono paesi che si offrono di ospitarli, anche l'Australia. Ma l'Australia, il Canada, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, che accolgono migliaia, decine di migliaia di profughi di guerra dall'Afghanistan, della Siria, non prendono quelli che pagano i criminali per arrivare coi barconi, vanno nei campi profughi con le loro commissioni, li intervistano, fanno delle indagini, muovendo anche l'intelligence, per non portarsi a casa un jihadista, un terrorista, no? Una volta selezionati, una volta appurato che va tutto bene, li portano in Canada, in Gran Bretagna, in Australia, negli Stati Uniti, dove spesso restano là, in molti casi, quando finisce la guerra, tornano a casa. Uno poi lo sceglie liberamente. Ma questa è politica. Un governo decide un'azione di solidarietà, se la fa approvare nel Parlamento e poi la attua in maniera legale.
nessuna politica di soccorso, via libera anche a chi non si fa identificare. Questa cosa succede anche oggi in alcuni casi. A chi rifiuta di farsi identificare, mi dicono, gli viene dato il foglio di via, che vuol dire tu devi lasciare il paese. Se tutti quelli che hanno avuto quel foglio fossero andati veramente via negli ultimi 10 anni, oggi non avremmo il problema dell'immigrazione clandestina in Italia. Ovviamente se ne fregano. C'è gente che ne ha avuti 4, che cambiava 4 volte identità. Trafficanti e terroristi, attenzione, questa cosa è importante. Noi abbiamo da molti anni la piena evidenza dei rapporti fra trafficanti di esseri umani e terroristi. Io in Niger ho saputo da fonti che erano laggiù, i francesi là sono molto forti come intelligence, che guarda caso le stesse vie, piste del deserto utilizzate per trafficare droghe e armi, dalle stesse organizzazioni vengono usate per trafficare esseri umani. E sono organizzazioni tutte legate, io penso ai Morabitun, tutte legate ai movimenti eversivi jihadisti, Al-Qaeda, il Maghreb islamico, oggi anche in parte Stato islamico, ISIS, che quindi ci fanno i soldi. È una fonte di alimentazione finanziaria. Poi è diventata anche una fonte di penetrazione, perché se non c'è controllo, se le frontiere sono aperte, se accogliamo tutti, ne sono entrati tantissimi. L'anno scorso, sulla rotta balcanica, a una vertice UE, il ministro degli esteri austriaco si prese un sacco di insulti dai suoi colleghi perché osò raccontare quello che gli aveva detto il suo collega macedone, siccome la Macedonia non è nella UE, non era presente al vertice, e cioè che i servizi segreti macedoni, che essendo ex jugoslavi sanno farlo bene il lavoro di controllo interno, aveva trovato centinaia di persone che sicuramente avevano combattuto in Siria. E avevano combattuto con i vari gruppi jihadisti, quello di Al-Qaeda, forse l'ISIS, i salafiti, e che venivano in Europa. Poi negli ultimi tempi ne abbiamo beccati molti in Germania, in Austria, un po' perché le indagini li hanno trovati, un po' perché questi si manifestavano o cercavano di compiere attentati. Tantissimi altri sono ancora lì e chissà quando li scopriremo, se mai li scopriremo. Noi dovremmo anche ricordarci che i foreign fighters, cioè quei cittadini residenti in Europa, non per forza col passaporto europeo, musulmani, che sono andati a combattere con l'ISIS e al-Nusra in Siria, circa 5.000 secondo le stime, 1.700 sono tornati. In buona parte forse anche con questi traffici clandestini. Sono tornati, ce ne saranno forse 50 in galera. Ci sono persone che hanno ucciso, stuprato, decapitato, e il coordinatore europeo per l'antiterrorismo, Gilles van de Kerkhove, un belga, ha detto candidamente al Parlamento di Strasburgo che, insomma, non potremo arrestarli tutti, dovremmo recuperarli alla società. Io credo parlasse di tossicodipendenti. No, giustamente, no, dice, non possiamo sempre arrestarli, cerchiamo di recuperare. No, dobbiamo recuperare la società, gente che ha combattuto con l'ISIS o con al-Nusra in Siria. Quando parlo di suicidio dell'Europa, è anche questo. Abbiamo in Libia, dove noi ci aspettiamo dal sostegno che diamo allo pseudo-governo di Fayez al-Sarraj, voluto dall'ONU, in base all'accordo di Skhirat, un accordo firmato in Marocco, che ha una trentina di punti. Al punto 5 questo accordo dice che la Libia ha un'unica fonte della legge, la Sharia. Beh, la pensa così anche l'ISIS e Al-Qaeda, dico dov'è? Dobbiamo metterci anche noi a sostenere qualcuno che pensa che è il nostro uomo in Libia è al-Sarraj, controlla forse giusto la base navale di Abu Sitta dove è sbarcato, perché adesso in Libia ci sono 3 governi, quindi non... i servizi di intelligence della missione europea EUNAVFOR Med hanno fatto un'indagine e hanno stimato che fra il 30 e il 50% della ricchezza della Tripolitania, voi sapete che i flussi migratori non partono da tutta la Libia, anzi i nostri amici della Cirenaica che noi abbiamo ripudiato, da là non parte nessuno, Tobruk, quelle zone lì, partono tutti dalla zona più vicina alle nostre coste, quindi fra il confine tunisino e Tripoli, Zavia, quelle zone lì. Quasi la metà della ricchezza della Tripolitania viene prodotta dal traffico di immigrati clandestini. E sono quegli stessi movimenti, quelli che gestiscono questi traffici, sono le stesse tribù che sostengono il governo di al-Sarraj.
Possiamo aspettarci che lui faccia qualcosa per fermare. Infatti quando gliel'abbiamo chiesto ho detto ma no, io non ci penso neanche e non pensate neanche di rimandarmeli indietro che non li voglio, perché se lui dice una cosa del genere o provasse a frapporsi fra il business di chi lo sostiene sarebbe morto dopo 2 minuti. E quindi questo è il nostro uomo in Libia. Siamo alla frutta. Clandestini e criminalità. Qui ci siamo, Fughe massicce dai centri di accoglienza degli ospedali. Ovviamente non se ne parla sui media, si cerca di non parlare. La gente se ne va e lo può fare liberamente, anche dagli ospedali. Voi sapete che una volta, ci saranno anche a Bergamo le prostitute nigeriane, sono dappertutto, a Bologna ci sono, una volta che mi facevano ad alimentare il traffico della prostituzione nigeriana. Arrivavano queste ragazze, pagato il biglietto dal pappone di turno, col visto turistico. Dopo 3 mesi, quando scadeva il visto, si davano alla macchia e ovviamente ciao. Adesso non conviene più, perché avranno fatto, io presumo, una convenzione, quelli del racket della prostituzione con i trafficanti di esseri umani, per cui queste ragazze arrivano direttamente in Libia, le portano in Italia, appena sbarcate c'è come si può dire, il traghettatore di turno, il mediatore che va lì, fa un fischio, ragazze, e scappano. Dopo 3 giorni sono già a battere. L'altro giorno hanno fatto un processo, qualcuno l'hanno arrestato perché per ricattare queste ragazze, perché loro erano venute qua pensavano di fare le cameriere ovviamente, no? Non certo di fare le prostitute, gli hanno minacciate con dei riti voodoo. Allora è bello pensare che, come diceva lei prima, facciamo andare via i nostri ragazzi laureati e in compenso ci riempiamo anche di stregoni, voodoo. Cioè, me lo ricordo sui giornalini di Tex, no? Non so se li avete letti, no? Zagor, i riti voodoo, il Baron Samedi, e mancano solo gli zombie. Questi aspetti, sui quali è giusto anche sorridere, sono drammatici. Creiamo manodopera per i criminali, prostituzione. Il racket dei minori, continuano a menarcela, scusate il termine, sui tanti minori che arrivano, ma almeno quando arrivano, con i soldi che spendiamo, li tenessero sotto controllo. Secondo Oxfam, che è la più grande organizzazione umanitaria del mondo, e io penso anche, avendoli visti lavorare in tanti paesi difficili, una delle più serie, ha detto che in Italia ne spariscono 28 al giorno dai centri d'accoglienza. E sapete cosa servono i minori? Quando va bene, a chiedere la carità o a rubare. Quando va male, per il traffico di organi. E questo accade a casa nostra, dove da anni, e ce lo dicono diverse fonti, si praticano almeno 5.000 infibulazioni in Italia. Le fanno dei medici africani che sono qui e le fanno le bambine degli immigrati. E continuiamo ad accettare tutte queste cose. Il suicidio dell'Europa, dicevamo, tutto questo sta creando conflitti sociali, non solo a Ugorino, in tutta Europa. Ci sono dei sondaggi, adesso vedremo qualche cosa, che fotografano una situazione devastante dei popoli europei di fronte a questo problema. Difficile integrazione? È difficile sì, perché non si può integrare concedendo a chiunque di fare quello che vuole. I nostri immigrati analfabeti arrivati negli Stati Uniti li hanno integrati con tante belle regole e anche qualche scopaccione di troppo, credo. Voglio dire, le regole vanno date. Come ai bambini, non puoi pensare di far arrivare chiunque qui e poi può fare quello che vuole. L'aumento dei crimini, degli stupri, dei disordini, ci sono dei dati sulla Germania, vedremo il caso tedesco, che sono devastanti e sono tenuti per lo più segreti dalle istituzioni. Rischi sanitari, dicevamo della tubercolosi. Io spero che non arrivi mai nessuno con cose più gravi, penso all'Ebola o altre cose, che dopo 2 settimane esplodono con rischi di contagi spaventosi. Rischio rivolte, ci sono rivolte in continuazione, per i motivi più futili spesso. Il cibo, qualcuno mi diceva l'altro giorno, qualcuno protestava perché voleva gli abiti firmati, le scarpe Pirelli, perché loro, torniamo al discorso di prima, sono in Niger, guardo la TV via satellite e vedo che l'Italia non solo ha le navi che mi vengono a prendere, ma è quella guardo la pubblicità, vedo le modelle, vedo le automobili, e questo voglio. Scontro tra popoli e istituzioni. Questo è quello che devasterà, se non cambiamo rotta, l'Europa. Vedremo anche questo aspetto, mi avvio alla conclusione. Il caso tedesco ve lo voglio sottolineare perché
Oggi è la Germania, che l'anno scorso ha preso più di 1 milione di persone, ma potrebbe essere comune a tanti altri paesi presto. Pesante censura politica sulla polizia. C'è un errore, mi scuso. La polizia non è autorizzata a parlare dei crimini compiuti dai criminali. Ai giornalisti vengono date indicazioni, alla polizia prima e poi ai giornalisti, di non specificare l'origine di chi ha compiuto il crimine. Questa cosa avviene anche in Italia. In Germania è una prassi. Stupri di massa a Capodanno, ve le ricordate? Colonia, come sono finiti? 4 li hanno processati o li hanno rinviati a processo. La gran parte non li hanno potuti identificare. La conclusione della polizia, benché queste cose siano accadute contemporaneamente in 8 città tedesche, è che gli episodi non erano collegati. Benché coinvolti fossero sia immigrati islamici residenti, sia moltissimi, tra virgolette, rifugiati. Solo l'8% delle denunce degli stupri finiscono con condanne. Nel 2014 38.000 rifugiati accusati di crimini. Questi dati da dove vengono fuori? Da un rapporto della polizia che un funzionario ha deciso di far avere a qualche giornale tedesco, ma che doveva restare segreto, perché se no si alimentava l'odio verso gli immigrati. Allora la domanda che dobbiamo porci è: la reazione verso l'immigrazione, la reazione dura verso l'immigrazione è determinata dal fatto che le notizie vengono diffuse o dal fatto che i crimini accadono? Io credo che sia dovuto al fatto che i crimini accadono. In Germania c'è un boom di richieste di porto d'armi, in tutti i Länder, ci sono dati per ogni Länder, non dati aggregati ma separati, che sono veramente altissimi. Abbiamo degli aumenti dal 20 al 75% e se guardiamo le differenze, i Länder dove c'è maggiore richiesta sono quelli dove c'è maggiore presenza di rifugiati. Solo un caso su 10, tra l'altro, viene denunciato. Questo è il rapporto Gatestone che ci ha raccontato un sacco di cose interessanti. Ancora il caso tedesco. Questa frase è interessantissima. Un ufficiale di polizia al giornale Bild. Ci sono precise istruzioni dall'alto di non denunciare i reati commessi dai profughi. È incredibile che certi criminali non siano deliberatamente denunciati e le informazioni vengano classificate come riservate. Nella democraticissima Germania. Povertà e immigrazione. Lo scontro è anche dovuto a questo, no? Noi non siamo un paese benestante, ricco, che ha bisogno di manodopera, non abbiamo bisogno di immigrati. Però forse potremmo prenderne se ne avessimo bisogno. Ma come qualcuno comincia a dire, penso a Pane Bianco, penso alla CSU tedesca, ma se abbiamo bisogno di immigrati, ma perché non li andiamo a prendere in paesi poveri, ma che hanno un'identità culturale simile alla nostra? Io penso ai tanti signori Rossi e Melotti che vivono in Argentina. Sono i nipoti o i bisnipoti dei nostri immigrati che anche qua dal Bergamasco andarono giù in Argentina. Oggi l'Argentina non offre più grandi prospettive. Tornerebbero volentieri in Italia, ho parlato con alcuni di loro. Il problema è che venire coi barconi dall'Argentina è dura. E non c'è una flotta che ti viene a prendere se vieni dall'Argentina. Abbiamo 4,6 milioni di poveri in Italia. Beh, questi dati prima ce li ha dati meglio l'onorevole. 12% di disoccupati, 40% tra i giovani. Attenzione, tra gli occupati poi ce n'è almeno un 30% che fra un mese non sa se gli rinnoveranno il contratto, perché questo bisogna dirlo. Perché dire ma i disoccupati sono solo il 12, no, attenzione. La certezza che ho il lavoro anche fra un mese non ce l'hanno in tanti. Taglia alla sanità e al welfare, ma non per gli immigrati. Le istituzioni sono pro-clandestini e contro i cittadini. La percezione che hanno avuto a Gorino è quella. La percezione che hanno avuto in tanti posti è quella. Questa percezione spacca il senso di appartenenza, spacca lo Stato, crea un fossato ampissimo tra chi rappresenta le istituzioni, tra le istituzioni stesse e i cittadini. Il rischio per queste cose è gravissimo, perché oltre un certo limite poi c'è il punto di non ritorno, che vuol dire devastazioni. Io ho un figlio di 9 anni, vorrei che ne discutessimo e ci arrabbiassimo adesso, prima di trovarci poi a dover prendere i bastoni in mano, o peggio, perché la situazione ha superato un limite accettabile. Tutti clandestini. Il problema, che anche con la Lega, io su questo non sono d'accordo, la Lega giustamente dice teniamo solo quelli che scappano dalle guerre. No, non ce n'è uno che abbia legalmente il diritto di stare in Italia. Chi scappa dalle guerre ha il diritto di stare qua solo se direttamente viene da un paese in guerra.
E qui c'è gente che attraversa, anche quelli che scappano dalla Siria, fanno 4 frontiere, 5 prima di arrivare qui. Non ha diritto di venire. Nel momento in cui compie un crimine, legandosi ai criminali, pagando i trafficanti, non ha più nessun diritto di chiedere asilo. Lo dice la Convenzione di Ginevra. Abbiamo l'obbligo di accogliere chi fugge direttamente dal paese dove vita e libertà sono a rischio. Hanno l'obbligo, lo dice la Convenzione, del rispetto delle leggi del paese ospitante. Solo in base a questo principio, vi posso dare anche gli articoli precisi, sono già decine di migliaia quelli che dovremmo in tutta Europa rimandare via. Espulsioni consentite per motivi di sicurezza e ordine pubblico, lo dice la Convenzione di Ginevra. Inapplicato. Asilo? 83.000 richieste nel 2015, 71.000 esaminate, io ho fatto numeri arrotondati, solo il 5% accolte, mentre agli altri vengono riconosciute protezione sussidiaria, umanitaria, che sono cose che ci siamo inventati. Che vengono da paesi dove non arrivano direttamente, ma gli viene comunque riconosciuto il diritto all'asilo. Qualcuno perché si dichiara perseguitato politico. Adesso va di moda, e questo è un paradosso, moltissimi immigrati musulmani si dichiarano gay. Perché nei paesi musulmani... No, prego. No, possiamo parlare di bene, prego, dico pure. Geograficamente, direttamente? No, geograficamente non arriva nessuno. Questa è una bella domanda. Ha ragione, però al 5% vengono riconosciuti e vengono accolte le domande di richieste di asilo. Qualcuno può riuscire a dimostrare che è perseguitato, ma in tutti i casi non dovrebbero essere riconosciute perché non arriva direttamente. Gli altri due percentuali si riferiscono a protezioni che non sono previste dal diritto internazionale. Quindi c'è una sorta di veniamoci incontro, nonostante questi sforzi illegali, il 58% di domande sono state respinte, il 64% quest'anno non è ancora un dato definitivo per quest'anno. Il problema è, quando li hai presi, come fai a rimandarli a casa? Renzi, che più volte ha detto chi non ha titolo deve essere rimpatriato, però dice il rimpatrio lo deve pagare la UE. La UE? Ci arriviamo, il flop della UE. L'Europa non esiste, perché dal punto di vista geopolitico uno Stato o un'organizzazione di Stati che non è in grado neppure di stabilire questa è la mia frontiera, hai il visto, entri, non ce l'hai, no. Proviamo tutti noi ad andare in un paese africano senza visto? Andiamo in galera, finché non arrivano 20.000 euro o 10.000 a seconda del paese, non ci rimpatriano, per reato di immigrazione clandestina, gli stessi paesi dai quali provengono gli immigrati. Se noi andiamo là illegalmente, finiamo in galera. L'Europa non esiste perché non ha dimostrato di non essere in grado di gestire neppure il passaggio delle frontiere. Non è mai successo nella storia. Nella storia dell'umanità le frontiere sono sempre un punto in cui ci si ferma e uno le passa illegalmente solo con le armi, con gli eserciti, se no non si passa. Questo precedente sul quale tutti noi europei sembriamo sorvolare, nel resto del mondo se ne sono accorti tutti. E questo ingigantisce i flussi. Cioè, l'Europa non è che ci fa passare, ha rimosso le frontiere. Competenze dell'immigrazione non sono dell'Europa, sono dei singoli Stati. Per questo Malta ha detto, io non ne prendo neanche uno, vivo di turismo, se mi porto qua gli immigrati è un disastro. La Bulgaria anni fa disse, io ho già abbastanza poveri bulgari, se mi riempio di siriani ho le rivolte dei poveri miei connazionali, non posso permetterlo. L'Unione Europea, la Malmström, che allora era la commissaria per gli affari sociali, disse ci rammarichiamo della decisione bulgara, ma ogni Stato è sovrano. Ogni Stato è sovrano. Noi quella sovranità evidentemente abbiamo deciso di rinunciarci. Nessun impegno della UE viene mantenuto. Anche Alfano lo dice, ci avevano detto che avremmo diviso, ci saremmo suddivisi gli immigrati. Alfano aveva detto anche all'inizio di Mare Nostrum, nel 2013, novembre, che Mare Nostrum sarebbe servito a riportare indietro gli immigrati clandestini. Neanche uno è stato rimandato indietro. Però è vero, l'Europa non ha mantenuto i suoi impegni. Ma se anche li avesse mantenuti, suddividendo
quelli arrivati in Italia e in Grecia fra tutti i paesi, la soluzione non ci sarebbe stata, perché i flussi continuano. L'operazione svuota l'Africa sta continuando. Allora, se anche ce li dividiamo tutti da buoni fratelli, fra un anno ce ne saranno almeno 170.000 in Italia che dovremo ridividere. Qui bisogna mettere il tappo, se no il problema non si risolve. Siamo certi, discutiamo tanto di Brexit, siamo convinti che il Brexit avrebbe vinto il referendum, il sì all'uscita dell'Inghilterra, se non ci fosse stato il problema dell'immigrazione? Io sono certo che l'Inghilterra non sarebbe uscita, il sì non avrebbe vinto senza quel problema. Gli inglesi hanno combattuto duramente contro la signora Mogherini, che ha varato una missione europea che aveva come obiettivo EUNAVFOR Med, poi ribattezzata Operazione Sofia, dal nome di una bambina africana nata a bordo della nave che aveva raccolto la sua mamma. Adesso io voglio dire una bella cosa questa, ma quale deterrenza può avere un'operazione militare che si chiama col nome, e che ha l'operazione Cicciobello, andiamo a fare la guerra all'Iraq, la chiamiamo operazione Cicciobello. Adesso voglio dire, siamo alla follia, al buonismo che diventa malattia, e però la signora Mogherini gli ha dato un compito a questa missione: interrompere il modello di business dei trafficanti. Adesso io mi metto nei panni di un povero ammiraglio che comanda una flotta e dice: che ordini abbiamo, ammiraglio? Dobbiamo interrompere il modello di business dei trafficanti, che tradotto cosa vuol dire? Gli sparo, gli sequestro i conti bancari, non lo so, interrompere. Di fatto, quello che abbiamo fatto, gli abbiamo aumentato il fatturato, perché adesso li andiamo a prendere sotto costa. Però la Mogherini, andando all'ONU per farsi approvare questa missione, perché bisogna farsela approvare dall'ONU, gli americani bombardano la Libia e non hanno chiesto il permesso a nessuno, bombardano ovunque senza chiedere il permesso a nessuno. Anche gli egiziani sono andati in Libia, a Derna, a far fuori un po' di terroristi, non hanno chiesto il permesso a nessuno. Noi dobbiamo chiedere il permesso all'ONU, che ci dice spesso di no, tra l'altro, perché è andato all'ONU per farsi approvare questa missione, ha detto: comunque sia chiaro, la missione deve interrompere il modello di vita dei trafficanti, però sia chiaro, nessuno verrà riportato indietro, nessuno verrà respinto, i clandestini non esistono, sono tutti esseri umani. Ho detto che sei alieno, ho detto che sei clandestino, è chiaro che siamo tutti esseri umani. Ovviamente Theresa May, che oggi è premier in Gran Bretagna, allora era ministro degli interni, l'ha insultata. Ha detto: ma così, dicendo così, incoraggerai altri 10 milioni di persone a partire. Non è che ci voleva un'aquila a capirlo. Frontex, che è l'agenzia europea per le frontiere, ha un direttore che si chiama Fabrice Leggeri, tradisce un'origine italiana, come molti francesi, e ha detto: dalla Libia giungono in Italia quasi esclusivamente migranti economici che possono e devono essere rimpatriati. L'ha detto quasi 2 anni fa, l'ha detto lui. Anche se le navi della sua missione collaborano con le altre a raccogliere in mare queste persone e a sbarcarle in Italia. Tra l'altro è simpatica questa cosa, perché sia Frontex che EUNAVFOR Med, che sono 2 delle 4 missioni navali che ci sono, altre 2 sono italiane, poi adesso dovrebbe arrivare anche la NATO, non so se fa la stessa cosa, e sono composte da navi di tanti paesi, irlandesi, spagnole, tedesche, inglesi, che però quando raccolgono questa gente in mare sbarcano in Sicilia. Dice: ma se sei spagnolo, sbarca a Siviglia. No, hanno tutti aderito alla richiesta di mandare le navi, ma solo a patto che quelli che raccolgono li scaricano poi in Italia. E sono gli stessi paesi che poi dicono: no, ma noi non li prendiamo, quindi ve li tenete voi. Quindi alla faccia degli alleati e dei partner. Dittatura del politically correct, questa è l'arma micidiale. È l'arma io poi faccio giornalista, è devastante, perché io scrivo per tanti giornali, alcuni dei quali hanno recepito queste norme di linguaggio raccomandate dal governo, dalla RAI, insomma, raccomandate da tanti. Basta chiamarli clandestini, dobbiamo chiamarli rifugiati. Però il rifugiato, a norma di legge, è uno che ha ricevuto lo status di rifugiato. Cioè io ho esaminato la tua richiesta d'asilo, dico: sì, tu scappi da un paese in guerra direttamente magari, hai queste caratteristiche e ti do lo status di rifugiato. Nessuno di quelli che vengono accolti sul barcone sono rifugiati, perché a nessuno li hanno ancora esaminati caso per caso. No? Quindi rifugiato non dovrebbe essere usato. Profugo è un termine generico, che vuol dire legalmente niente, però quindi non sono profughi, perché insomma, comunque.
non sono neanche naufraghi, perché naufrago è uno che va per mare, per sport o per lavoro, gli capita un incidente, si trova a mollo e lo soccorri. Non sono quelli che partono col barcone 3 miglia fuori, col satellitare, chiamano la capitaneria di porto, oh, siamo qua, veniteci a prendere. Quelli sono quasi turisti. Cioè, migranti, ma per me migranti è quello che arriva col suo bel visto sul passaporto, come hanno fatto in tanti. Ma io conosco tanti conoscenti dalle mie parti, io vivo in campagna fuori Bologna, marocchini venuti qua 30 anni fa, lavoravano nelle fonderie, hanno 4 figli che lavorano e sono i più arrabbiati per questa cosa. Noi non ci pensiamo mai, ma l'immigrato legale, posso dirlo, è incazzatissimo. Cioè, conosco gente che mi dice, ma io ho pagato il permesso di soggiorno per anni, prima 200.000 lire, poi 200 euro, ho fatto la fila davanti alla questura, ma io sono un pistola. Io devo pagare un trafficante, arrivare qua con la famiglia, rifugiato. E poi qualcuno, che è qua da più tempo, fa qualche analisi aggiuntiva. E cioè, quando poi voi vi arrabbierete, non distinguerete più me da loro. Ed è un altro ragionamento sul quale io vi invito a riflettere. Quando poi ci sarà il limite di sopportazione, distingueremo la brava persona che è venuta qui, che ha lavorato, che paga le tasse, che non ha mai rotto le scatole a nessuno, da questi. Quando si rompono gli argini, poi è difficile. Tra l'altro, a conferma che la definizione corretta è immigrati clandestini, ed è quella legalmente corretta, c'è il fatto che gli scafisti che li accompagnano, che ne arrestiamo centinaia, ovviamente gli diciamo, fra 6 mesi c'è il processo, puoi andare, però presentati, sì, ciao. Lo prendono altre 4 volte in quei 6 mesi che è tornato là e fa lo stesso giro, no? Però viene incriminato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Quindi quelli che porta qua saranno, per definizione, immigrati clandestini. Non si può, come mi diceva in un programma televisivo il sottosegretario viceministro Giro, è un termine che non usiamo perché è un termine che tende ad escludere, invece noi vogliamo includere. E dico, ma la legge l'abbiamo rimossa dalla nostra cultura politica, la legalità e la sicurezza, perché l'immigrazione clandestina non è un problema umanitario, lo può diventare, ma è un problema di sicurezza e di legalità. Questo è il principio sul quale bisogna battersi. Gli interessi italiani in Libia. Voi sapete che noi abbiamo bisogno di proteggere le nostre infrastrutture energetiche, il terminal di Melita che porta il gas libico. I nostri interessi sono tutti in Tripolitania, per quello ci tocca anche accettare governi o governicchi, perché i nostri interessi sono in quella parte occidentale della Libia, non in quell'altra che sarebbe più affidabile. E abbiamo parlato dell'immigrazione clandestina che però non riusciremo a risolvere così, e il problema della protezione dei lavoratori italiani, ce ne sono ancora, qualcuno lo scopriamo quando vengono sequestrati solitamente. Ce ne sono 2 sequestrati più un canadese che lavorava con loro attualmente. Le flotte, vi dicevo, 4 flotte italiane UE favoriscono l'arricchimento dei trafficanti. Arriverà anche la NATO, il paradosso, lo diceva prima, più navi, più morti. Ma possibile che più aumentano le navi militari che fanno soccorso a ridosso delle coste libiche, più aumentano i morti? Ma il motivo è semplice, perché da quando le nostre navi arrivano a ridosso delle acque libiche, i trafficanti mettono in mare i tronchi di legno con sopra la gente. Una volta dovevano arrivare a Lampedusa, quindi bisognava mettere dei barconi. C'erano i barconi di legno, che poi noi sequestravamo, a volte si è sparato anche perché loro volevano recuperarli, va bene. Adesso che siamo lì di fronte, mettono in mare gommoni cinesi stracarichi, capienza massima 30 persone, 200 sopra. Questi si ribaltano, affondano. Allora i morti aumentano perché l'aumento della nostra presenza consente ai trafficanti di mettere in mare e soprattutto lesinano sul carburante. Qui il gommone parte, c'ha 3 litri. 3 litri fai 5-6 miglia, se ti fermi magari ti vengono a prendere, magari no. E se arriva un'onda, insomma, più ci impegniamo a prenderne, più loro muoiono. E allora adesso arriviamo alle soluzioni. Sì, deterrenza zero, non facciamo respingimenti, non c'è nessuna risposta al fuoco degli scafisti, hanno sparato ai nostri marinai che non hanno risposto al fuoco. Vabbè, dici, ci sono i immigrati lì, i clandestini, non voglio rispondere, però una qualche rappresaglia la dovremmo fare. Abbiamo i migliori reparti speciali d'Europa, ma mandiamoli a fargli capire che non è più aria. No, ci facciamo sparare addosso dagli scafisti.
nessun intervento in Libia se non quello per andare a curare i feriti delle milizie di Misurata che combattono contro l'ISIS a Sirte. È una nostra necessità strategica? Mi pare che ne abbiamo delle altre. Nessuna pressione sui paesi africani. Qui sta passando il concetto del Migration Compact, onorevole, lei ne sa più di me. Cioè l'idea dell'Europa, dell'Italia, sulla quale Renzi ha convinto l'Europa, che se noi diamo dei soldi ai governi africani, questi si riprendono gli immigrati e si tengono la loro gente lì. Sono 60 anni che diamo dei miliardi ai paesi africani senza creare quasi mai sviluppo. Perché in quei paesi i soldi che l'Europa, l'Occidente dà, finiscono nelle tasche delle lobby di potere, dei capi tribù, dei governi spesso autoritari se non tirannici. E gliene vogliamo dare degli altri. Piuttosto facciamo il contrario, dopo lo vediamo, siamo quasi finito. Nessuna espulsione. Sì, espelliamo giustamente l'imam che dice bisogna scatenare il jihad a Roma, o anche lo studente turco che su Facebook dice viva l'ISIS. Che io voglio dire, a me non sono simpatici, ve lo dico subito. Però mi sembrava che ci fosse ancora la libertà d'espressione, cioè se uno vuole scrivere viva l'ISIS su Facebook, a me può sembrare un cretino, però espellerlo per quello, cioè con tutta la gente che paga i criminali viene qui, quelli no, e questo qui perché scrive viva l'ISIS, sì, insomma voglio dire, ma gli altri non li espelliamo. Prospettive in Libia disastrose, abbiamo 3 governi, altro che governo debole, magari avessimo un governo, trionfo delle milizie che si arricchiscono coi traffici, droga, armi e esseri umani soprattutto. Interlocutori inaffidabili. Non abbiamo più avuto, ce l'avevamo uno diventato affidabile dopo tanto tempo, che era Gheddafi, ma l'abbiamo fatto secco. Abbiamo una necessità non di mandare soldati in Libia, non abbiamo la capacità di farlo. Non possiamo riconquistare le coste della nostra ex quarta sponda. Allora la necessità che abbiamo è quella di sigillare la Libia. La Libia è un paese fuori controllo, che crea problemi a tutti i suoi vicini. Gli algerini fanno incursioni senza fare pubblicità, quasi ogni settimana. Gli egiziani hanno occupato mezza Cirenaica senza fare tanta pubblicità. Dobbiamo sigillare la Libia, cioè far sì che dalla Libia non esca uno spillo diretto verso l'Europa. Questo sarebbe un impiego sensato della ingente forza militare che abbiamo schierato in mare, che ci costa una quindicina di milioni di euro al mese solo di spese di funzionamento. Sondaggio, questo è interessante, è un centro di ricerca molto autorevole, è molto autorevole, ha fatto delle cose, sono questi con quelli che andavano a fare i sondaggi presso la popolazione irachena e afghana durante la guerra, usando gente ovviamente del luogo, quindi è un istituto serio. Ha fatto una serie di domande in 10 paesi europei, io ho sintetizzato, il 60% degli intervistati in 10 paesi europei, inclusa l'Italia, ritiene che i clandestini equivalgono a un maggior rischio di terrorismo. Il 50% e oltre ritiene che i clandestini sottrarranno welfare, quindi risorse sociali a noi. Il 60% non vuole islamici perché non sono integrabili. Le reazioni, Panebianco, che 2 anni fa venne quasi fucilato a Bologna, ancora lo aspettano davanti all'università, quando disse, ma e se prendessimo immigrati cristiani? La CSU, partito bavarese cristiano alleato della Merkel, ha detto, ma perché musulmani? Che poi rompono le scatole su tutto. In Norvegia stanno facendo dei corsi per gli immigrati, per i rifugiati, in cui gli stanno spiegando, lo raccontava il New York Times, tutte fonti aperte, spiegava che in questi corsi gli spiegavano a queste persone, tutta gente che viene dall'Africa sahariana e dal Medio Oriente, che il fatto che in Norvegia una ragazza vada da sola in un pub a bere birra non autorizza nessuno né a stuprarla né ad ucciderla. Allora dico, ma qualcuno si vuole porre la domanda, ma che bisogno abbiamo di prendere gente che la pensa così a casa nostra per poi fargli i corsi per... Queste valutazioni che emergono dal sondaggio non è detto, scusate, che rappresentino la realtà, ma rappresentano la percezione che c'è in Europa. E questo sondaggio è di 6 mesi fa. Io credo che le percentuali siano aumentate. Non c'è bisogno che sia tutto vero, che sia per forza vero che i clandestini aumentano il rischio del terrorismo, ma se la percezione è quella, vuol dire che c'è una predisposizione nell'opinione pubblica ad arrabbiarsi un pochino. E di questo dovrebbero tener conto i governanti, almeno quelli che pensano di governare prendendo voti.
Domande senza risposta. Philip Hammond, ministro degli esteri del governo Cameron, precedente governo conservatore della coalizione britannica. Abbiamo, a un vertice europeo, l'ha detto, abbiamo qualche interesse a riempire l'Europa di milioni di altri islamici, di immigrati che minacciano lo stile di vita e le strutture sociali dell'Europa. Non è un pericoloso neonazista, non è neanche Viktor Orban. Come disse Renzi, una volta disse l'anno scorso, quando Orban criticò, come ha fatto anche l'altro giorno il suo governo, il fatto che l'Italia fa entrare tutti e poi in Europa. Disse, noi non prendiamo lezioni da Orban, siamo felici di essere cosa diversa da Viktor Orban. Sì, è molto diversa. Orban ha vinto 3 volte le elezioni con ampia maggioranza per governare, quindi è molto diversa da lui, è assolutamente diversa. A questa domanda, al vertice europeo, nessuno ha dato una risposta. Insomma, la domanda che dobbiamo farci allora è chi ci guadagna in tutto questo? Perché qualcuno ci dovrà guadagnare, se no non è spiegabile. Questo personaggio brillante, Jens Weidmann, presidente della Bundesbank, disse l'anno scorso, gli è scappato detto forse, gli immigrati aiutano la Germania a restare ancora a lungo competitiva sul mercato del lavoro. Io ho provato a tradurlo in termini più comprensibili. Ho provato a fare questa, forse si può tradurre così, quando mio figlio andrà a cercare un lavoro, gli diranno, li vuoi 600 euro al mese? Sono pochi, lui ne prende anche 400. Stanno in 18 in un appartamento. Non so se voi siete mai stati nei paesi del Golfo Persico, Emirati Arabi, Qatar. Ci sono milioni di immigrati che vivono in un capannone come questo, stanno in 50. Gli danno $500 al mese, vitto e alloggio. E ne mandano la metà a casa, con la quale la famiglia vive dignitosamente, e loro vivono lì, come schiavi ovviamente. Se provano a dire ma a casa. È questo il futuro? L'incasso dei trafficanti annuo, lo dice l'Europol, non lo dico io, 6 miliardi di euro. Il business dell'accoglienza in Italia ne muove 4, in aumento probabilmente. Ne muove 4 e chi li incassa quei 4 milioni di euro? Beh, probabilmente anch'io, se avessi una struttura alberghiera, la metto a disposizione, ci faccio un bel business, qualcuno l'ha fatto, anche privati, ma per lo più sono enti assistenziali, enti cattolici e cooperative dell'area rossa. Sono loro. Entrambi, sia area cattolica sia area, che mi pare nell'arco della politica italiana comprendono una bella fetta della politica italiana. Quando sento certi pareri autorevolissimi, altissimi, che dicono ma se tu sei contrario all'immigrazione non sei un buon cristiano, io dico io lo accetto perché voglio dire è una figura importante, no? Il Papa dice cose, però lo troverei più credibile se gli enti cattolici non ci guadagnassero una lira su questo vantaggio, una lira scusate, sono proprio vecchio, €1 da questo giro d'affari. Sarei più contento se quando sento certi ambienti progressisti, definiamoli così, che tacciano di razzismo chiunque dica ma probabilmente non è questo il modo giusto per gestire l'immigrazione, se le cooperative del loro ambiente non guadagnassero €1. Invece sono proprio loro che ci stanno facendo il business. Allora qualche domanda ce la dobbiamo porre. Qui c'è questo cartello No Way che richiama quello di cui parlava prima lei, la politica australiana, che è anche una politica di prevenzione, massiccia pubblicità nei paesi da dove provengono gli immigrati asiatici che vanno in Australia. Non avete nessuna possibilità di mettere su casa in Australia, perché se vi prendiamo in mare, vi riportiamo, vi trainiamo sulle coste da dove siete partiti, e lo fanno. Se chiedete asilo, non c'è problema. Abbiamo fatto una convenzione con Nauru, che è un'isoletta lì dove se scappi da una guerra vai volentieri, perché se io scappo da un posto dove vogliono farmi la pelle, vado volentieri anche in un centro d'accoglienza di Nauru, mi danno da mangiare, nessuno mi spara, è un bel passo avanti, ti mandano là e là esaminano la tua richiesta. Se verrà accolta, avrai la cittadinanza di Nauru. E in cambio l'Australia a Nauru dà un po' di soldini. Funziona. Il ripristino della legalità è la prima cosa da fare. Non hai documenti regolari, non entri. Io da anni mi batto per far capire che si può fare un'altra cosa da quella che facciamo. I respingimenti assistiti, ne ho parlato anche al cantiere dove mi hanno invitato gli amici della Lega, e respingimenti assistiti. Cosa significa? Abbiamo le navi in mare, ce le abbiamo già.
li raccogliamo tutti, perché non puoi lasciarli nei gommoni che affondano, e siamo d'accordo. Abbiamo per fortuna 2 portaerei in Italia, anche troppe forse, per come le usiamo, 3 navi d'assalto anfibio, navi tutto ponte, li metti lì, impronte digitali, non hai alternative, impronte digitali, donne incinta, bambini, tutti in Italia, dove feriti, malati, tutti in Italia, si contatta il paese di origine, te li riprendi? No? Bene, quanti soldi diamo al tuo paese ogni anno come Unione Europea, come Italia, cooperazione allo sviluppo? Se non te li riprendi, non ne prendi più di soldi. Quindi usare la leva finanziaria con l'Africa, non dicendo te ne do degli altri, basta che non me ne mandi più, ma dicendo se non ti riprendi i tuoi clandestini non ti diamo più una lira. Quindi usarla come bastone, non come carota. Tutti gli altri, sui mezzi da sbarco, scorta del San Marco, i nostri fanti di marina, li riporti sulla spiaggia libica. Ovviamente alcune milizie libiche non saranno d'accordo, ma stiamo spendendo un sacco di soldi per comprare navi da guerra fregate da $500 miliardi, ne mettiamo una davanti alla spiaggia dicendo cari libici, quando avrete un governo negozieremo con voi. Fino ad allora, come consente il diritto internazionale? Se da un paese fuori controllo arriva una minaccia ai miei interessi, io ho il diritto di difendermi. Metto la nave lì, avviso tutti che per 2 ore non fatevi vedere sulla spiaggia, li risbarco, l'emergenza durerebbe 1 settimana, poi finirebbe, perché nessuno paga per restare in Africa e nessuno partirebbe più rischiando la vita nel deserto, rischiando la vita in mare, nessuno partirebbe più perché strada chiusa, no way. È una soluzione che credo potrebbe, tra l'altro, dare il vantaggio che nessuno morirebbe più. Non ci sarebbero più tanti morti in mare, che sono sempre una disgrazia. Queste sono alcune delle soluzioni, io penso, ragionevoli e che sono anche che corrispondono alla tutela degli interessi nazionali, come Italia e come Europa. Ultimi spunti di riflessione e poi vi lascio. L'emergenza è infinita, ma cambierà la politica dell'Europa. Io sono pronto a scommettere pizza e birra che entro 10 anni tutti i paesi europei saranno più o meno governati da partiti nazionalisti. Questo decreterà la fine dell'Europa. Non che io non mi metterò il lutto, perché questa Europa non mi piace, cioè l'Europa delle banche. Non mi metterò la fascia nera, ve lo garantisco. Però lo vivo male come un fallimento che l'Europa. Cioè 50 anni di progetti, giusti o sbagliati, poi degenerati in un'Europa non dei popoli ma delle banche, dove invece di statisti abbiamo amministratori delegati, cioè è uno schifo. Sono il primo a dirlo, sono nauseato, però abbiamo investito 2 generazioni su questo progetto e lo mandiamo a quel paese perché non sappiamo gestire le nostre frontiere. E lo manderemo a quel paese. Il problema islamico è la nostra identità. Noi stiamo creando una situazione drammatica con l'Islam in Europa, perché non ci rendiamo conto che diamo la caccia ai terroristi, ma non agli estremisti. Ci sono imam in tutta Italia, in tutta Europa, che predicano il jihad liberamente. Alcuni, io mi ricordo qualcuno in Germania che diceva che era giusto, pubblicamente intervistato, dovrete anche voi capire che bisogna bruciare gli omosessuali, uccidere gli ebrei, obbligare le donne a rispettare la Sharia, perché se no o vi convertirete o vi ucciderete. Cioè l'ha detto liberamente, l'hanno espulso? No, ho scoperto prende 1.000 euro al mese di sussidio di disoccupazione. Lo manteniamo pure e gli paghiamo anche le bollette della sua moschea. La Germania. Abbiamo perso un po' di vista la nostra identità da questo punto di vista, credo. Avremo bisogno di statisti, abbiamo solo amministratori delegati. Ultimo spunto di riflessione. L'accoglienza rovina il lavoro di chi scoraggia le partenze. Prima vi ho parlato di quella signora dell'organizzazione internazionale, adesso vi parlo, completando il discorso sulla Chiesa Cattolica, quello che fanno i vescovi africani. Per scoraggiare la popolazione a partire, fanno di tutto. Vanno nelle chiese, i vescovi vanno nelle singole chiese, gli spiegano cosa vanno a rischiare, che c'è bisogno di loro per far crescere e sviluppare il loro paese. Non devono rischiare la vita dei loro figli per andare. Fanno un lavoro importante. Certo che se il loro capo gli dice che chi non è contro l'accoglienza non è un buon cristiano, anche quel lavoro viene vanificato.
È come la signora che dice non partite perché rischiate l'appello, dico no, ma ho visto la Marina Italiana che ci viene a prendere. Insomma, non c'è una coordinazione vera su questo, un coordinamento vero su questa cosa. Oggi, ieri, il governo ungherese, se l'Italia riuscisse a proteggere i suoi confini, la pressione dei migranti sulla UE sarebbe minore. Gentiloni ha pensato bene di rispondere al suo omologo ungherese: non prendiamo lezioni dall'Ungheria. Non prenderai lezioni dall'Ungheria, ma non riesci a smentire quello che lui ha detto, perché i fatti sono poi questi. E con questo, con gli amici dell'ISIS che guardano contenti i barconi che gli fruttano un sacco di soldi e che gli fanno infiltrare un po' di gente, lo stesso Gentiloni l'ha ammesso in una conferenza tempo fa, sì è vero, con il traffico dei barconi arrivano anche degli terroristi dell'ISIS. E poi? Lascio che l'hai detto? Vi ringrazio per l'attenzione.